Un convegno in programma a marzo per fare il punto sul percorso fatto finora dal Comitato per il Tribunale della Pedemontana Veneta. È questa la prossima mossa di comuni, associazioni di categorie e ordini professionali, mondo imprenditoriale e politico per chiedere a gran voce l'apertura dell'ottavo Tribunale del Veneto. L'obiettivo è fare forza sulle esigenze del territorio a partire da quelle delle imprese. In questo convegno verrà presentato anche un dossier statistico che si concentra su quest'area pedemontana, in modo particolare sulla specificità del tessuto imprenditoriale molto attivo, con un numero di imprese che non ha eguali in tutto il paese, forse anche in Europa, e proprio questo numero di imprese, questa grande intraprendenza chiede un presidio di giustizia specifico per quest'area. Il convegno, che sarà ospitato ad Asolo, metterà un punto fermo sulle intenzioni e le volontà di un territorio manifestate chiaramente con l'adesione al progetto del Tribunale della Pedemontana di oltre 70 amministrazioni comunali e dello stesso Consiglio regionale. Ma arrivati a questo punto la parola decisiva potrà arrivare solo da Roma. Ufficiosamente qualche apertura l'abbiamo avuta, l'interessamento senz'altro di parti tecniche e anche di parti politiche. C'è una commissione Vietti che è stata prorogata al 31 di marzo che si occupa di geografia giudiziaria, anche se di per sé è più sbilanciata sulle corti d'appello, però anche quello potrebbe essere un luogo in cui il caso, diciamo, Pedemontana Veneta come tribunale può essere preso in esame.